Non solo ospedali, con l'applicazione delle nuove schede sanitarie e territoriali che andranno a riequilibrare il taglio dei posti letto. Una rivoluzione nel campo dell'assistenza sanitaria con l'obiettivo di fornire la risposta giusta nei luoghi giusti e cure appropriate, accorciando così i tempi di ricovero negli ospedali. Tutto questo richiederà la moltiplicazione dei servizi sul territorio e infatti già da quest'estate dovrebbero nascere le prime strutture intermedie che daranno il via al cammino verso la dismissione dei posti letto ospedalieri prevista dalla primavera 2015. Queste strutture intermedie sarebbero realizzate in centri servizi per gli anziani o in ospedali convenzionati e dovrebbero garantire almeno 50 posti letto in più, diventando il punto di raccordo ideale tra territorio ed ospedale. Prima di essere mandato in regione per l'approvazione finale, il piano è stato presentato dai vertici dell'ULSS ai sindaci presso Cafarsetti e questi ultimi hanno espresso varie osservazioni e riserve, ma in generale sostengono tutti il lavoro dell'ULSS.